Drasi Punta Bianca, la sorella gemella della Scala dei Turchi, continuerà ad essere riserva militare e poligono naturale. Un'area dall'alto valore naturalistico ed una bellezza indiscussa, ma che per l'esercito è insostituibile. Firmato un nuovo protocollo tra il presidente della regione Nello Musumeci e il generale di brigata Claudio Minghetti, in rappresentanza del comando militare dell'esercito per la Sicilia. Sostanzialmente con quest'atto si rinnova l'uso dell'area per i prossimi 5 anni. Si tratta di un lembo di terra bagnato dal Mar Mediterraneo che parte da Palma di Montechiaro fino ad Agrigento, di natura argillosa, caratterizzato dalla suggestiva Marna Bianca, in cui si spara da ben 61 anni. Un vero paradosso, considerato che da ben 21 anni invece l'associazione ambientalista Mare Amico, con in testa Claudio Lombardo, si batte per far sì che l'area diventi riserva naturale. Ovviamente occorre che venga spostato il poligono militare altrove. L'iter per l'istituzione della riserva è infatti rimasto bloccato alla regione proprio per via delle esercitazioni militari che avvengono in quest'area ogni anno dall'1 ottobre al 30 maggio. La posizione dell'esercito è sempre la stessa, disponibili al trasferimento nel caso in cui la regione metta sul tavolo un'altra area con le stesse caratteristiche. Mare Amico però non si arrende, l'associazione ambientalista chiederà di essere sentita dal governo regionale e dalla commissione ambiente all'ARS. L'esercito, sottolinea Mare Amico, deve andare via bonificando il mare che è ormai pieno di piombo e pagando un indennizzo per il danno causato al territorio.